un luogo particolare perché sono all'interno di una spa, perché ho organizzato per te un corso sui buoni propositi. Siamo a inizio anno. Quante volte succede che a inizio anno si fa un po' il bilancio di ciò che è stato l'anno precedente, di ciò che si sarebbe voluto ottenere e non si è ottenuto, di ciò che si è voluto fare e non si è fatto, di ciò che si sarebbe voluto essere e non si è ancora. E quante volte a inizio anno ci si pone l'obiettivo: farò, sarò, costruirò, creerò, cambierò. Sai che hanno fatto delle ricerche, i primi 10 giorni, ahimè, dell'anno cosa succede? Le persone sono in linea con ciò che si sono prefissate. Entro il primo mese solo un 10% delle persone continua a fare ciò che si è posto. Buoni propositi! Come fare in modo che i buoni propositi non rimangano propositi ma si trasformino in azioni? Come agire in modo che valori, obiettivi, bisogni siano in linea, ci sia congruenza? Come fare in modo che la tua anima scelga esattamente ciò che ha voglia di essere e di fare, agisca in linea con ciò che ha voglia di essere e di fare? Ci sono delle strategie, ci sono delle tecniche, ci sono dei modi per far sì che il sogno si trasformi in azione e l'azione generi un risultato concreto. Ti invito proprio a questa giornata di inizio anno, sarà una giornata in cui darò tutta me stessa e sarà spettacolare e imparerai come il buon proposito può essere un obiettivo vero, tangibile e realizzato. Come adesso c'è qui la foto, potrai vedere nell'articolo di Star Bene che è appena uscito proprio sui buoni propositi. Ti aspetto, grazie e che sia un anno di buoni propositi prima e ottime azioni dopo. Ciao, ciao ciao!